Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo un po' di questi narcisisti vampiri energetici. Ho già parlato di questi soggetti nelle varie altre pillole e se volete potete andare a vedere nel canale vostro Marietto Veneziano. Ma prima di iniziare, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi nel canale di Ildegarda, nel canale YouTube naturalmente di Ildegarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri bellissimi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete tutti alle 20:30 ogni lunedì sera Ildegarda Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono nel gruppo Magici Arcieri Bertoldini un percorso esoterico gratuito dove possono venire tutti e sono tutti invitati. In più alle 21 ogni sera Ildegarda con un gruppo di Magici Arcieri Bertoldini in erba stanno costruendo un muro di cemento, un muro eterico o di cemento virtuale in un certo senso intorno all'Italia per difenderlo da questi momenti veramente tossici in cui l'Italia è alle prese, quindi siete tutti invitati. Bene, parliamo un po' di questi vampiri energetici che poi non sono altro che dei narcisisti, perché capita a un certo punto di una relazione fra uomo e donna, che sia femmina o maschio, che un narcisista potrebbe essere anche donna in ogni caso, no? Femmina, però capita che a un certo punto di questa relazione può passare 2, 3, 6, 9, 10, 12 mesi, a un certo punto prende di punto in bianco la prima scusa che voi parlate, cioè il primo discorso che lui può pigliarsi per iniziare a litigare, prende questo discorso, lo enfatizza e vi dà il 2 di picche e se ne va. E a questo punto voi vi cominciate a fare tante domande: dove ho sbagliato, che tipo poteva essere, cos'è che non va. Insomma, avete vissuto tanto tempo insieme bello, magari vi ha anche fatto qualche bel pensierino, ma nella realtà questo poi prende le prime scuse e sgomma via, non voleva costruire niente di nuovo, vi ha succhiato un sacco di tempo e di energie e prende e la prima scusa e va. E dopo un po' voi chiaramente ci state male, vi fate 1000 domande perché e per come, incominciate a sentire la sua mancanza, perché chiaramente nel vostro cervello avevate un disegno, un progetto, e questa persona ha tante parole, ma poi alla fine si rende conto che è un narcisista egoico e magari anche un bel vampirone e se ne va. Poi cosa succede? Dopo un po' di tempo, senza né perché né per come, ricompare e vi fa magari un piccolo ciao su un social oppure una telefonata e voi chiaramente siete tutti elettrizzati, perché pensate magari vuole ricostruire qualcosa, vuole ritornare a si è ripentito, ma nella realtà questi soggetti quando si fanno rivedere non hanno nel loro schema mentale una ricostruzione o un progetto a lungo raggio, sono solamente persone che vogliono ricaricarsi a livello energetico e in un certo senso sodomizzare la propria vittima. Come lo fanno con voi, lo fanno con altre persone. Chiaramente non hanno nessun tipo di scheletro mentale per costruire una coppia, sono solamente personaggi, come si suol dire, che vivono di vampirizzazioni. Sono dei personaggi egoici che usano tutti questi trucchi per sodomizzare le proprie vittime e magari nello stesso tempo che sta comunicando con voi comunica con altre 10 persone. Cosa bisogna fare con questi soggetti? Il problema è che quando loro ci hanno ancorato, noi praticamente abbiamo immesso in loro la nostra immagine ideale di, come si suol dire, di progetto di vita, di coppia, e a questo punto noi verso di questo soggetto imprimiamo il nostro ideale. Il problema è che non abbiamo mai visto realmente il soggetto com'è, ma abbiamo visto solamente un'illusione, e quindi questo cucù, questo, come si suol dire, vampiro, questo Narciso praticamente è riuscito a illuderci, e questa è stata la sua grande magia, a illuderci che quel sogno, quell'ideale che noi avevamo costruito dentro di noi è lui, anche perché
siamo così presi dentro questo, abbiamo focalizzato questo sogno dentro di lui che non pensiamo che possa esistere veramente la nostra anima gemella da un'altra parte. Questo è un periodo molto duro di ogni vita di una persona che attraversa questa schiavitù, questo percorso. Chiaramente è un percorso che vuole insegnarci qualcosa, e ho visto persone che più volte hanno sempre cercato dei vampiri così, quando ne hanno lasciato uno poi ne hanno cercato uno uguale, identico, no? Proprio perché è un percorso karmico. Sicuramente questo doveva succedere, però per quelle persone che hanno sicuramente dentro di loro la fine di questo percorso karmico, ci sono degli aiuti. Il vostro Marietto Veneziano ha messo dei circuiti radionici proprio per tagliare questi legami perniciosi. Chiaramente non sarà facile, è un percorso lungo e importante, però bisogna attivarsi per poter riuscire a schivare questi soggetti qui che si trovano sul percorso di tantissime persone, soprattutto a sesso femminile. Quindi il Marietto Veneziano vi invita ad andare a vedere le sue pillole di radiestesia basic nel canale del vostro Marietto, dove ci sono delle pillole proprio preposte a tagliare da questi soggetti, da questi come si dice, sassolini, da queste piattole che si trovano nel percorso di varie persone, soprattutto a sesso femminile, proprio perché vivono con un lato cerebrale più emozionale e quindi sono più facilmente influenzabili in quella direzione. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazia di avermi seguito fino a qui, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Gare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social su internet. Grazie amici e alla prossima, ciao!